4.700 penne nere, oltre 20.000 persone, ma stavolta sono le immagini a parlare più dei numeri. Il raduno triveneto in una Belluno che per 3 giorni si è immersa nella festa e nei valori alpini. Nella giornata conclusiva, con la sfilata, grandi e piccoli lungo il percorso hanno salutato e applaudito le sezioni. Ad aprire lo sfilamento quelle estere, seguite poi dalle penne nere di Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. Arrivano poi le sezioni venete, prima Verona e poi Vicenza, che ospiterà la Giornata Nazionale nel 2024. Fedeli custodi dei nostri eroi! Sfilano le penne nere, sfilano i valori del corpo degli alpini come la generosità e l'altruismo, loro sempre in prima linea, che si tratti di alluvioni, terremoti o tragedie come quella del Vajont. Più volte in occasione del 60° anniversario nello sfilamento viene ricordato quanto accaduto a Longarone il 9 ottobre 1963. Scioccante, l'esperienza scioccante di 40 giorni sulle ghiaie del Vajont. Applausi che aumentano quando a sfilare la sezione di Bassano con le sue salmerie. Signore e signori, Bassano del Grappa, città degli alpini! Insieme sfilano Veci e Boccia, la storia degli alpini di ieri e di oggi, accomunati dagli stessi valori, presente anche chi non c'è più, con i cappelli degli alpini andati avanti. È un susseguirsi di emozioni. Avanti a voi, la sezione di Treviso! Da Conegliano a Padova, da Vittorio Veneto con le sue salmerie, Valdobbiadene, da Feltre al Cadore, sfilano le sezioni fino al momento conclusivo con Venezia e Belluno, la sezione che ospiterà la Triveneta 2024 a San Michele al Tagliamento e Bibione e quella che ha accolto quest'anno le penne nere. Savanza, Pecchice, la sezione di Belluno! Il sipario cala con il tradizionale passaggio della stecca tra Belluno e Venezia. Con questo spirito che consegniamo a chi organizzerà il raduno del prossimo anno, ovvero agli amici della sezione di Venezia, la stecca sino ai giorni del 2024. Intorno a noi non ci saranno le crode come qui a Belluno, ma il mare che accoglie l'acqua dei tanti fiumi, sacri alla patria, nati dai nostri monti, testimoni delle sofferenze in guerra e del nostro lavoro. Io credo che sia un corpo che è assolutamente indispensabile per questa società. Noi siamo orgogliosi di questo evento, siamo orgogliosi che è stato segnato la nostra città e onorato soprattutto. Speriamo di essere all'altezza di Belluno per quello che ha fatto. Le conclusioni nelle parole del presidente del Veneto, Zaia: se tutti fossero come gli alpini non avremmo problemi nel mondo. Il prossimo anno è l'anno dell'alpino, lo posso dire, per i Veneti è sicuramente l'anno dell'alpino. Abbiamo una donata a Vicenza, noi non sbagliamo il colpo di Vicenza perché sarà l'apoteosi.